Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. E buonasera a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Protagonisti. Questa sera, mi dispiace per voi, ma la regina di questo spazio purtroppo non c'è. E ci sono io, vi dovete accontentare di Sofficino. E questa sera è una puntata sul carnevale, avremo tante maschere, le potete vedere, queste maschere le abbiamo preparate per voi questa sera, sono bellissime. Scusate? Sbagliato, le maschere sono da questa parte, un applauso alle maschere, ma sono bellissime queste maschere, questi bambini meravigliosi che oggi ci delizieranno, però io vi devo dire la verità, io so fare una cosa, scusate, sì, salve, un applauso alle signore che dopo ci faranno assaggiare qualcosa, salve, complimenti. E stavo dicendo, vi devo un attimo far vedere una cosa importantissima perché io ho fatto danza del ventre, la mia disciplina si chiama panza del ventre e fa così. Però non ci perdiamo in chiacchiere, signori. La devo presentare, è lei la padrona di casa, l'accogliamo con un fortissimo applauso, mi raccomando forte le mani, per Antonella. Sofficino! Ma che sorpresa, ma che piacere! Protagonisti, diamoci un bacio! Grazie per l'invito, grazie carissimi. Sei la sorella del Gabibbo, così vestita. Guarda, mi hanno messo pure le orecchie, altrimenti non mi intonavo con i bambini, con i colori, visto che oggi è carnevale e quindi è la festa più pazza che c'è. Oggi è congesso tutto, quindi sicuro. Non ti sgrido che sei entrato prima tu a presentare qui, Grazie. Però sai una cosa? Ho visto che i bambini erano un po' perplessi, lo hai notato? Un pochino sì, perché dice dove è andata? Dove è andata Antonella? Dove è andata Antonella? Però poi, quando hai cominciato a farli divertire, si erano già scordati. Rientrerai dopo con me? Va bene? Se fai la brava, sì. Beh. Vai, allora batti 5, ciao! Ciao! Chiamiamo? Fammi mettere qua. Siamo tutti qui per chiamare il nostro compagno di viaggio di questa puntata. Al mio 3, forte.
1, 2, 3, Francesco Errante! Brave, che bella, la potenza delle donne, la potenza delle donne, questa è la magnificenza che le donne riescono ad aggregare. Lo so che queste cose non si possono dire perché oramai ti accusano subito di sessismo, cioè qualsiasi cosa tu dica nei confronti, una cosa bella, le donne riescono ad organizzare, a mobilitare come nessun uomo mai, nessun partito, nessuna associazione. Vero, Francesco. Guardare questo è uno spettacolo meraviglioso, glielo facciamo un applauso a questa regina magnifica, bello forte. Oggi è carnevale, Sì. quindi tutti questi scherzi con questa Voi regina. non dovete avere il freno tirato, dovete divertirvi, gli applausi vanno fatti fragorosi, vero bambini? No, e non va così, vero bambini? Finalmente che sentiamo i bambini. Allora, sì, Eccoci. Francesco, è la puntata del carnevale. Oggi domenica di carnevale. Ma come nasce questo carnevale, Francesco? Beh, guarda, il carnevale, devo dire, è null'altro che la rappresentazione quotidiana della nostra realtà, perché in effetti i nostri fanciulli, i nostri figlioli, le future generazioni amano mettere la mascherina, ma noi mettiamo una maschera tutti i giorni, quindi il carnevale diventa un'occasione per liberarci. Solitamente siamo sempre chiusi in questi contenitori dove ognuno vuole apparire molto spesso quello che assolutamente non è. Vero. Quindi mettiamo questa maschera, finalmente a carnevale riusciamo ad esprimere tutta la nostra potenza di verità. Poi è la cosa più bella, è il papà della satira e del travestimento, perché molte volte si usavano le maschere per canzonare il re, diciamo. Per prenderlo proprio in giro. E quindi il carnevale è veramente libertà, perché poi ogni scherzo non prevede la punizione, quindi Infatti, a carnevale ogni scherzo vale. E vediamo cosa ci dicono i bambini a proposito di carnevale e di questo scherzo. Perfetto. Regia? Buonasera, dai, correte così. Ciao, sono veramente contento di rimanere con voi un po' questo giorno di festa, e quando ci sono i bambini la festa è sempre più festa, no? Certo, Francesco. Loro infatti... sono proprio la ciliegina sulla festa, oserei dire, scusatemi, la ciliegina sulla fiesta, perché vedevo Adriano impegnato col suo, che meraviglia queste merendine. Buona questa briochina, Adriano. È al Cioccolato. Ma a carnevale cosa si mangia, Adriano? Le chiacchiere. Sono preparati, eh? Anche le castagnole, ma come si fanno pure gli scherzetti. A carnevale ogni scherzo vale. E chi si offende? E chi si offende è un animale. Allora, ho preparato una sorta di poesia, un gioco di parole. Monelletto, monelletto, ma nel letto devi andare. Monelletto, monellino, monellino, monellino dovrai arrotolare. Monellaccio, monellaccio, modellaccio sarai preda. Monelluccio, monelluccio, monelluccio finirai come Pinocchio nel pescecane. Monello, monello, monello specchio ti vedrai. Ecco, questo è Bellissima, originale, ma l'hai composta te? No, Complimenti, sì, Francesco, complimenti. Visto che abbiamo parlato di scherzi, Francesco, abbiamo parlato di monelli che andavano nel letto, nel laccio, nel lino. Poi il periodo di carnevale, preparate qualche scherzo per qualche nonna, per qualche amichetto, vediamo. Ho messo un serpente finto. Hai messo? Un serpente finto dietro la porta. E mia nonna si è preso uno spavento quando l'ho visto. Pensavo che non era vero. Andiamo a bussare con i miei amici alle porte a chiedere soldi
o salsiccia, ma soldi a noi non ce ne danno mai. A mio fratello gliene davano soldi e tu allora non vai a bussare alle cose giuste. E parte l'applauso! Applauso! Una cosa, Francesco, Anche noi dobbiamo fare uno scherzo. Certo che dobbiamo fare uno scherzo. Che cosa possiamo Andiamo? fare, Francesco? Dobbiamo sparire. Allora, 1, 2, 3, tre. voliamo. hai visto? Magnificenza, guarda, Hai davvero. visto Francesco, Sì. questi bambini? Infatti il nome carnevale Vale. proprio significa non mangiare carne, Ecco. levare la carne, quindi è l'ultimo giorno che si può mangiare la carne e non solo, anche i dolci, così come ha detto Roberto e come hanno detto gli altri protagonisti, le chiacchiere e quant'altro. Ma a proposito dei dolci carnevali, guarda cosa abbiamo organizzato in studio. Andiamo a conoscere le nostre Ma qua signore. siamo e parte un altro applauso spontaneo Rita. senza neanche chiederlo. E c'è magnifico. Rita Gentile. Rita, ecco, noi Gentile ci e introduciamo. Franca Fusaro, grazie Arrivo. per aver accettato il nostro Arrivo invito. signora, io faccio l'asta del microfono, lei è? La signora Rita. La signora Rita, magnifica, magnifica. La signora Franca. Altrettanto magnifica, Franca e Rita. Che cosa Qua stiamo Francesco organizzando? si sono organizzati Le per chiacchiere. fare in diretta le chiacchiere. Ora ci spiegheranno in che modo si fanno. Ecco, sentiamo. Si fanno in tanti modi, ogni regione poi usa la propria ricetta. Questa è la chiacchiera tradizionale ai tempi dei Romani, Ah, che li facevano proprio perché era una ricetta povera praticamente, Sì. non c'era spreco. Allora si Quindi comincia farina. a Farina. mettere la farina nel setaccio. Sì, sì. Quindi Fa la si farina. mette la farina nel setaccio, poi subito dopo Un bicchiere di acqua, un bicchiere di il acqua. vermouth, Sì, olio, sì, uova, Sì. un pizzico di sale e Bene. uno di zucchero. si impasta tutto. Si impasta tutto, poi si fanno le formine e Allora voi si fanno cominciate. passate nell'olio. Allora, cominciate a lavorare che noi man mano andiamo a vedere i nostri protagonisti che cosa combinano e di tanto in tanto Veniamo a a sbirciare Eh? e così poi alla fine il risultato assaggeremo lo le mangeremo. chiacchiere della Grazie signora signora Franca Rita e della signora Rita. Grazie. Grazie, un bel applauso. Che magnificenza, ma come ci divertiamo, ma come fai tu a farci divertire tutti quanti Ma contemporaneamente? sono loro che fanno È divertire bellissimo, noi, è bellissimo. Francesco, è vero o no? No, assolutamente, io credo che le donne debbano assurgere al massimo del ruolo immaginabile Sei per troppo l'essere buono. umano. Perché Sei veramente, troppo poi buono. fra l'altro posso dire una cosa che ti imbarazzerà, ne sono sicuro, però è un momento di assoluta lealtà e realtà nei tuoi Oggi abbiamo detto che possiamo dire tutto. Allora, avere a che fare con bambini di queste diverse età, no? Dal piccolissimo a quello più grandicello, ci vuole veramente una pazienza che soltanto le donne riescono ad avere, ma non tanto perché noi maschietti siamo cattivi e degli imbecilli, quanto perché Madre Natura ha riservato alle donne questa capacità di accoglienza, di affiancamento, di tolleranza. Ieri mentre giocavamo con i bimbi, Abbiamo lei visto. si rendeva conto qual era il bambino che in quel momento si estraniava, era un pochino trascurato, perché poi i bambini creano Ma sai perché, grande... Francesco? Perché io sono rimasto veramente no, perché? affascinato da questa cosa, un bel applauso per favore. Che Tutti magnificenza, questi miei davvero. compagni di Guarda, viaggio è sono bello. tutti troppo generosi. No, ma è vero, io l'ho visto. Andiamo a vedere, Francesco, Ecco. le prime maschere tradizionali Sì. erano Arlecchino, Pulcinella, Colombina, Stenderello, Gianduia. Poi successivamente diciamo che il carnevale, avendo avuto uno spazio più ampio, quindi sono entrati in gioco poi supereroi, fatine, ballerine e quant'altro.
però io ho visto tra i nostri protagonisti proprio le maschere, le prime maschere caratteristiche della nostra Italia. Li vogliamo chiamare? Assolutamente, con grande applauso. Chiamiamo Pulcinella, Stenderello, venite qui. Venite. Il tuo nome e la tua maschera? Ettore e Pulcinella. Senti, ma tu cosa sai di Pulcinella, Ettore? Pulcinella è un po' timida, poi In questo la... fa sempre gli scherzi e dice pure le bugie, sai? Sì, ma è un po' timido. Ed è la maschera E questa è una della caratteristica Campania. bellissima, La maschera della Campania. Vediamo questa colombina. Ciao Colombina. Ciao Colombina. Invece tu cosa sai di Colombina? che è una serva Brava! e tutti la volevano. Ed è vero, e fatti vedere come sei bella tu. Tutta vestita, Riesci? guarda, era una Eccola serva. qua. E però lei amava solo una persona, chi? Arlecchino. Arlecchino! Ed eccolo Eccola qua, manco a farlo apposta. Ma sai la storia di Arlecchino? No? E chi sa la storia di Arlecchino? Tu, Gianduia. Arlecchino era poverello e la mamma non poteva fargli il vestitino. Allora cosa ha fatto? I compagni di classe hanno portato alla maestra ognuno un pezzettino di stoffa di tanti colori. Così la mamma, con molto garbo, ha cucito il vestitino per Arlecchino. Ed eccolo qui, è uscita la maschera così. Stenderello, Tengo io il microfono, Stende. che cosa sai tu su questa maschera? Allora, era una maschera di Firenze prima di tutto. Non tanto conosciuta perché poi che Stenterello viene questo nome perché cresceva a fatica ed era povero, ma era anche pronto alla battuta ed era molto basso. Ma la maschera calabrese qual è? E come si chiama secondo voi? Come si chiama secondo voi la maschera calabrese? Senza toccare il microfono? Aspetta, come si chiama? Va bene, ve lo dico io, Giangurgolo, guardate Giangurgolo! Eccolo qua! Ah, Francesco! Che bello, Ma guarda un Giangurgolo. po'. Giangurgolo. Allora, vediamo cosa sa lui di Sentiamo Giangurgolo, un visto pochino. che ha questa maschera importante. Giangurgolo è una maschera che risale intorno al 1600. Perfetto. È molto ricco ed è un uomo spavaldo. Ha un naso lungo, Ma proprio come Un il naso- tuo. Guarda tu che naso lungo che hai. Ah, un poi- cappello grosso e una spada molto lunga. A proposito di Giangurgolo, Eccolo. noi oggi pomeriggio abbiamo incontrato Max Mazzotta che di Giangurgolo ne ha fatto un'opera teatrale. Sì. Vediamo un po', Luca, grazie. Ci sono varie ipotesi, varie leggende intorno a questa maschera. C'è chi dice che viene da Napoli, c'è chi da Sicilia, insomma a me piace pensare che sia una maschera calabrese che nasce in Calabria, che quindi ci sia questo signore, un tale Giovanni Boccalarga, che trova questo capitano, insomma questo moribondo tra le foreste, insomma tra i boschi di Catanzaro, e poi prende i panni di questo qui e decide di mettere su una compagnia di comici, così narra insomma la leggenda, per parlare contro gli spagnoli che dominavano la Calabria in quel periodo, quindi era per andare contro il potere. Il carnevale, diciamo che di solito è una festa che va contro il potere, quindi è quel giorno di festa in cui la persona comune si traveste e può prendere in giro i potenti, e quei potenti ci stavano, tranne i preti però. Bravissimi gli angeli. Ma non ti rendi conto
orologio che la macchina si è già messa in moto. Io ti ignoro problemi. In ogni commedia dell'arte ogni personaggio ha dei movimenti stereotipati e delle caratteristiche che lo contraddistinguono. Quali sono in Giangurgolo? Giangurgolo è un capitano, quindi ha quelle movenze che sono da capitano, ha la spada, quindi ci avrà un atteggiamento comunque spavaldo. Giangurgolo c'ha la caratteristica di essere un personaggio tronfio, così lo descrivono, uno che ha una pancia bella grande, un capitano che non ha un esercito, quindi è uno sbruffone, è un codardo e gli piace bere, mangiare e dire un sacco di frozzo. Ecco, questa è la caratteristica principale. Poi è chiaro che io l'ho adattato un pochino, gli ho fatto una calabresità un pochino più cosentina e quindi gli ho dato delle caratteristiche un pochino più cosentine, diciamo, ecco, quindi vabbè, per forza io sono di qua, quindi è normale. E dove si specchio? Ma c'è fuori, Dai a questo pizzi che gridava. Oh, non è che mi stai pigliando per feste. Ma che sta con... No. Il tuo Giangurgolo, Max, è senza dubbio originale e vestirà i panni di un solito Amleto. Che cosa ti ha spinto a unire questi due personaggi? Ma mi ha spinto perché ho voluto fare un esperimento, l'esperimento di unire una tragedia con la commedia dell'arte. Il fatto che poi Amleto muore, a parte che Giangurgolo è un ragazzino come Amleto, è un ragazzo che ha questo vestito da capitano ma non ha nessun esercito, è come oggi un ragazzino che si veste da Superman o da Batman, che però non ha una super macchina o non ha i superpoteri, però è là vestito così che spera di averli in un certo senso, quindi fa una tenerezza il fatto che questi personaggi non riescono ad agire, non riescono a andare oltre quello che è il loro immaginario. Amici! Vedi una cosa importantissima. Amici, sono 100 anni che siamo amici. Non troppo amico, non te la cacca, ballotto Ciao Max, grazie. Il carnevale è anche festa. E quindi ballo. Di ballo, esatto, perché una volta a corte si ballava. Quando c'era appunto le feste, esattamente, le feste che il re organizzava, quindi attualmente vengono chiamati veglioni, Francesco, vero? Sì, quindi sì. che si fanno... Oggi si chiamano veglioni, invece una volta, scusa, spiace leggere il microfono, perdonami, una volta invece si facevano le danze così, no? E questi due camminavano, poi si giravano di nuovo e camminavano ancora, poi si guardavano, si facevano l'inghino, poi giravano. E guarda invece adesso come siamo Guarda come ballano i nostri figli. Molto più avanti con Rodolfo e Alessandra, vediamo. Grazie. Che carini, vai.
too late. Got nothing in my brain. That's what people say. That's what people say. I go on too many dates, but I can make you stay. At least that's what people say. That's what people say. But I keep cruising, can't stop, won't stop moving. It's like I got this music in my body saying it's gonna be alright. 'Cause the player's gonna play, 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 and the haters gonna hate, 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 baby. I'm just gonna shake, 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 shake. I shake it off, shake it off. Hai visto Francesco? Hai visto Francesco come anche la danza rispetto al tempo delle corti è cambiata? Assolutamente, guarda, poi io aspettavo che da un momento all'altro uscissero da dentro i bambini 2 adulti, perché vederli ballare sembra quasi impossibile Come che se i fossero- bambini riescano. Dici, c'è dentro un adulto travestito, poi fra l'altro siamo a Carnevale, per cui ballano in questo modo, invece sono proprio loro. Sono È loro, impegnativo sono loro. portare i bambini a loro questi piace, livelli. Sì, a loro piace, c'è molto studio, tanto sacrificio, Tanto però lavoro. la passione è la cosa più importante in queste cose. Ma ritorniamo al nostro carnevale. I latini avevano veramente un proverbio che la dice lunga. Sem in anno licet insanire, cioè che una volta La posso l'anno dare è io la lecito traduzione, che una volta l'anno è lecito. impazzire. Impazzire, E vediamo, ma vi vediamo rendete conto anche com'è il latino impazzita Sara. in diretta? Guardiamo Luca. Noi abbiamo bisogno del tuo aiuto. In pratica adesso verrà un signore che deve chiedere alcune cose a Marco. Solo che a me hanno detto che questo signore, se si addormenta, fa le puzze. Mamma mia. Quindi tu devi riuscire a non farlo addormentare mentre parla. Ci penso io. Ok, Ah, Sara. Prego, stai. Grazie Marco. Buonasera. Grazie Salve. per aver accettato l'invito. Dunque, no, prego, un dolcino. Giusto uno così. Qualcuno lo prendo più tardi. Va bene. Senza Senza complimenti. complimenti, eh? Aspetta che mi mamma mia. Vabbè, scusa, andiamo a rispondere un attimo. Un attimino che dobbiamo rispondere. Sara, arriviamo subito. Sei sposato? Sì, sono sposato. Con chi? Con mia moglie. E come si chiama? Come si chiama? Si chiama Flora. Hai figli? Sì, Hai figli? sì. Se no ti faccio uno scherzo, Noi che siamo una youtuber. Una youtuber. Una youtuber, venga a me! Ecco, che cos'è questa Youtuber! E qui la voglio così ha accettato il nostro invito, No, meno male che... Signor Roberto, scusaci, noi siamo andati un attimo a definire alcune cose. E quindi c'ho un piccolo problemino. Evito di addormentarmi se no ho questo problema. E quindi tante volte sono stanco e cerco di addormentarmi, però evito. Credo che ci convenga finire qua per adesso. Ok, ciao Sara. Hai visto Francesco? Ma quella è tua sorella? È proprio identica, tua È mia gemella. sorella, io ne ho 2 sorelle. Gemelle, che e bello. che saluto, Rosella e Daniela. Ciao E Rosella, ringrazio- ciao Daniela. A proposito
di impazzire, e quindi ringraziamo Roberto che si è prestato a fare questo scherzo così simpatico, e Sara che è stata davvero davvero brava, vero Francesco? C'era anche Marco che mi sembrava sì, tutto sì, è il mio veramente... primo compagno di viaggio, che Marco. caro, ciao Marco Tiesi, un bel applauso per Marco Tiesi, un bel applauso per Tullio Lenti che è stato... Bene, e un bel applauso per Francesco Errante. Bene, non cambiate... Aver battuta la mano, 1, 0. Tutti, per Francesco Errante. Ma che... Guarda... Loro non mi avallano, Francesco, dovevano mantenersi così. Non è così. A proposito di rumori, mi dicono che dobbiamo dare la pubblicità. Non cambiate canale, rimanete sempre su Teleuropa Network. E non sono chiacchiere. Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's greased lightning! Greased lightning! Get some overhead lifters and 4-barrel quads, oh yeah. Keep talking, won't keep talking. Fuel injection cut off and chrome-plated rods, oh yeah. I'll get the money, I'll get the money. With the 4-speed on the floor, never waiting at the door. You know that ain't no shit, never get licensed. Greased lightning. Go greased lightning, you're burning up the quarter mile. Go grease lightning, you're coursing through the hip-lap drive. You are supreme, your chicks are cream. For grease lightning, we'll get some purple French tail, that's 30-inch things, oh yeah. A Palomino dashboard and doom up the twins, oh yeah. With new pistols, clubs and shots, I can get on the rocks. You put that on your wagon, she's a real pussy wagon. Grease lightning. Cerca Teleuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui taqui, taqui taqui rumba. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui taqui, taqui taqui, taqui taqui. Eres un besito o un naki, pura explota como Nagasaki. Prende los motores Kawasaki, en la discota Jenny llegaron los Anunnaki. No le baje, el puri sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. El puri sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. Splish splash, I was taking a bath. Long Saturday night, I rubbed up, just relaxing in the tub, thinking everything was alright. Well, I stepped up the tub, I put my feet on the floor, I rocked all around and then I opened the door, and then I splish splash, jump back in the bath. How was I don't know, there was a party going on. There was splishing and splashing, really, really feeling, moving, grooving, rocking it alone. And yeah, yeah, yeah.
grazie ai ballerini del Centro Studi e Danza Sapienza. Francesco, andiamo a vedere tutte queste belle mascherine. Andiamo a vedere queste magnifiche maschere, io vorrei passarle in rassegna un po' tutte quante. Maestra, sì, posso? convengo con te, vediamo. Il tuo nome? Sfilata, facciamo una sfilata, dici Francesco? Una piccola sfilata, sì, io mi seggo, anche perché tu stai là sopra, dannazione, vieni, alzati. Questo calciatore, Tu chi sei? Antonio Bellucci, E qual è la tua maschera? calciatore. Dai una bella sfilata, vai, vieni con me. Vai là, la palla. ¿Qué ves? Vieni. Una cosita, ¿y qué cosita es? Empieza con la A. Ecco qua, grazie Antonio. Invece il tuo nome? Roberta, Sei vestita da? Mimmi, E vai la passerella anche per No Mimmi. es así. Con la A se escribe amor, con la A se escribe adiós, la alegría de las Il tuo nome? Francesco. E sei vestito da? animaletto. Vai Francesco, vieni la passerella. Francesco, ecco. Vieni, bella. Con la E. ¿Qué seré, qué seré, qué seré? Dopo Francesco è la volta di? Come ti chiami? Il tuo nome? Emilia. Emilia, e sei vestita da spagnolina? La spagnola, eccola qua, vai bravo. Vai, vieni. Veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿y qué cosita es? Empieza Vieni. una I. Il tuo nome? Aurora, e sei vestita da? Strega. Da strega, e vai col nostro sofficino. No, es así. Con la y nuestra ilusión, inventando imaginar, tan insólita inquietud, un'infanzia. Il tuo nome? Mario, Mario, vestito da? pagliaccio. E anche tu amico, nella manina di Sofficino. Soci, vai. Ecco lui. Super Mario. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? No, eso no. Dai Francesco, vieni. Vai, tu sei? Il tuo nome? Francesco. Francesco, vestito, non c'è bisogno di dirlo, da Super Mario. Passerella anche Vai per col te. sofficino. Ciao, Cinderello, il tuo nome? Giorgia, Giorgia, sei vestita da? la ballerina di Charles. Oh, magnifica, vai con Sofficino e il tuo Charleston. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? No, eso no, Fatti eso vedere, Giorgia. no, es así. Eccola qua. Io intanto una principessina, il tuo nome? Niente, non vuole parlare, tu hai già parlato. Va bene, tu ti chiami? Giorgia Tea. Giorgia, sei vestita da? Sissi, Sì. Con la E. ¿Qué seré? ¿Qué seré? ¿Qué seré? No, eso no. Ciao, il tuo nome? Eleonora, sei vestita da? Principessa Eleonora. Esta canción encontramos la verdad. Veo, ¿qué ves? Anche tu vuoi Una andare? cosita, ¿y qué cosita es? Il tuo nome? Chiara, Chiara. E il tuo? Sara, Tutte e due insieme a Sofficino. Aspetta, Via! No, eso no, es así. Con la y nuestra ilusión, inventando imaginar, con insólita inquietud, una infancia sin maldad. Veo, ¿qué ves? Grazie. Il tuo nome? Gioia, E anche per Gioia la gioia di Sofficino, vai. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? No, eso no, eso no.
non vuole venire. Ehi, ma tu... Vai, suora, a Che sfilare, bella scuola! Il tuo nome? Marianna. Magnifica Marianna Scuola. Una cosita, ¿y qué cosita es? Anche le maschere. Empieza con la U. ¿Qué serú, qué serú, qué serú? Un bingo! No, no. Beh, a questo punto chiudiamo in santità proprio. Il tuo nome? Desiree. Desiree. Guarda là che croce. Francesco, è particolarissimo questo vestito. Guarda, vieni, vai, ce lo facciamo. Vai, originale. ¿Qué ves? Una cosita, ¿y qué cosita es? Ora le maschere. Empieza con la Le M. mascherine Tradizionali. tradizionali. Fate una fila, Giangurgolo, Pulcinella, Venite. Colombina. Vai, ecco qua, l'ultima musica, vieni. Vai. Vai, Sofficino, portali, vai. Dai. Vai, tutti insieme, vai, vai, un tiro tondo. Vai, Adriano, vai. Veo que ves una cosita y qué cosita es. Empieza con la A. Ok, questo ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Che bravi. Che bravi! Grazie, Sofficino. Sofficino, poi non andare via, noi abbiamo bisogno di te, lo sai, eh? Sì. Con i bambini. Allora, ascoltami, Francesco, il carnevale ha anche un'altra magia, quella che per un giorno, e poi la dici, ora dico prima la mia, ok? E poi dici tu che magia ha il carnevale. Per un giorno i nostri piccoli possono essere il personaggio che tanto desiderano e vogliono. E guardiamo un po' questa esterna e poi in studio ti dico una cosetta. Luca? Antonella Cesario? Gioia Malizia. Antonio Pelucci. Benissimo. Ma perché voi calciatori vi innamorate sempre delle ballerine? Me lo sai dire? Oppure me lo sveli questo segreto? Perché ci piacciono. Che cosa vi piace? Come balla. Bene. Ascoltami Antonio, vuoi fare qualcosa di tuo? Cosa sai fare? Vediamo. Bravo. Vieni Antonio. Che bravo, quindi calciatore, ballerino, ballerina. È fantastica. E devi imparare a giocare a pallone, allora calciatrice. Non giocare. Arrivederci. Allora la prossima volta vedremo. Arrivederci, alla prossima. Ecco qua. Si taglia, poi fa un'altra incisione al centro. Al centro si va e poi si infiocchetta. E questo permette, capito? Perché la chiacchiera meraviglia. va infiocchettata, altrimenti che chiacchiera è? È una chiacchiera superficiale, invece la chiacchiera col fiocchetto è una chiacchiera. Notevole, perché come si dice, chiacchiere e tabaccherie ligno. E cosa vuol dire? Un banchi di Napoli non ne impegna, è vero, è così, è un nostro detto popolare. Ma cosa vuol signore. dire per uno che non lo capisce? Allora, significa, sei di spalle, scusatemi, ma io purtroppo, ubi maior minor cessat, cioè ci sono le telecamere negli occhi di Antonella, è chiaro che io dimentichi la telecamera, anche perché quella c'ha l'occhio rosso, lei invece ha degli occhi bellissimi. Vabbè, dicevo... Francesco, dai, dillo che ti ho pagato. Guarda là, sì, mi ha pagato. Chiacchiera e tabaccheria ligno, banchi di Napoli non impegna. La chiacchiera in questo caso è la parola inutile, vacua, quella che utilizza il nostro Giangurgolo. E quindi un banco dei pegni, perché un banchi di Napoli nasce come banco dei pegni, dove tu potevi portare qualcosa e loro ti davano delle monete. No? E le lasciavi lì in deposito, un banco dei pegni. Allora ti dice parole
che vengono... E tabacchieri di legno, cioè un oggetto che vale nulla, un banchi di Napoli non lo impegna. Quindi sono cose inutili. Volevo dire una cosa emozionante per quanto mi riguarda, perché quello che abbiamo rappresentato qui oggi fu un'idea di 20 anni fa, Luca, 30 anni fa. Il papà di Luca Achito fu a cui va un applauso grandissimo. L'unico che in Calabria propose in televisione la sfilata delle mascherine e arrivavano mascherine da ogni latitudine della Calabria e per il gusto di essere lì davanti alla telecamera, essere riprese, potersi far vedere. No, ma era bello perché i nonni che generalmente non uscivano da casa perché il periodo era quello più duro dal punto di vista meteorologico, il freddo impediva loro di uscire di casa, vedevano questi nipotini in televisione. Ed erano felicissimi, è durato tanti anni questo, veramente, grazie, magnifico, grazie. Ascolta. 35 anni fa. 35 anni fa. E noi abbiamo dato un pizzichino, un ricordo di questo bellissimo evento che veniva fatto 35 anni fa. Ed era Rete Alfa, ecco, diciamo anche questo. Ma la sai una cosa, la posso dire? Io ballavo a Rete Alfa quando avevo 16 anni, ero piccola. Scusa, 16 anni e 35 fanno 51. Segno, dai, ma dai, l'età delle donne non si svela, dice, perché le donne per l'età sono... tu non potresti mai avere 51 anni, diciamo. Infatti la verità. Sì, è vero, non ce li ho. Non ce li hai, no, visto? No. Tu basta che la pizzichi sulla vanità e lei si apre come un fiore alla Francesco, chiamiamo di nuovo i nostri clown perché così chiudiamo in modo felice? Dai, venite Carmine e Antonio, Sofficino. i nostri Sofficino e Pallina. Bene. Allora, tu avevi cominciato lo spettacolo, io ora te lo lascio e ti lascio i miei bambini. Vedi te cosa devi Anche fare, tu. ok? Ok Pallina, tu sei un new entry Pallina. Buon carnevale Pallina. Dice le parolacce. Ok, noi staremo Guarda a guardare che con giustamente Francesco. dice, lui è Pallino. Allora. Veramente avrebbero dovuto chiamarlo Dupalle. Ma scusate, ma poi Pallina lo hai chiamato, maestra Antonella, la prego. Pallino, ho detto. Pallino. Bene, allora lasciamoci i bambini, Francesco, e noi guardiamo qui che cosa combinano. Allora, siediti seduto qua, per favore, siediti seduto qua. Io ti vuoi alzare in piedi? Alzati seduto allora, alzati seduto qua. Siediti in piedi, siediti in piedi. Rimani a 360. Allora, signora, per favore. La mano, sono figli, la mano. Allora, tu, per favore, se tu me lo tieni questo qui che ne faccio un altro. Grazie. Sofì! Mario!
Grazie. Un applauso. Sofficino e Pallino. E Pallino. Noi salutiamo però i nostri Certo, capi superiori, i nostri amici Chip e Chop che ci hanno dato la possibilità. Ciao Stefania, Ciao un bacio. Stefania, ciao Dennis, grazie per averci voluto. Grazie per averci fatto compagnia e per essere stati qui a protagonisti con noi. Voi siete dei veri protagonisti. Ecco a Grazie, te. grazie. Grazie. Allora lo metto qua, che dici? Grazie anche Grazie alla nostra Pallino, amica, il microfono non grazie. serve. Ciao. Buona serata. Ciao, Allora Francesco ciao, Sofficino. ci ha lasciato Che carino. una spolveratina. Brava. Mentre spolveriamo e vediamo le aree, guarda cosa spolvera qui. Venite a spolverare venite a con vedere. noi. Guardate cosa Oh. sono uscite. Signor Pazienza, vediamo qui. Mi fai sentire una chiacchiera Grazie senza lo alla zucchero. signora Rita Gentile, grazie alla signora signora Franca, Rita. Grazie, signora Franca. a voi che ci avete Grazie a seguito voi. da casa, grazie al mio Grazie. amico Francesco Grazie a Errante che voi. ha accettato l'invito per essere Grazie, qui con noi grazie. a protagonisti. È stato bellissimo. E grazie al nostro pubblico in studio. Grazie signore. Grazie ai signore. nostri veri protagonisti, E i veri i bambini. protagonisti sono questi fantastici uomini e donne del E domani. le nostre chiacchiere, guardiamole qua, Adriano, guarda, guardiamole qua. Ciao! Ammi!